l'idea di fare una rappresentativa anche di cross la ritengo una cosa giusta anche per quanto riguarda il mondo dei mezzofondisti che giustamente durante il periodo invernale si dedicano al cross e quindi è giusto anche dar loro un risalto a livello di rappresentativa. Parlo sempre giovanile perché ovviamente teniamo conto sempre dei ragazzi e dei cadetti, quindi solamente a livello giovanile. A livello giovanile poi abbiamo visto a Gubbio con Ilaria Fantinel e non solo ottimi risultati per il Veneto, questo nuovo progetto non può che ampliarli. Sì, no, chiaramente le rappresentative per quanto riguarda i ragazzi è sempre una cosa ambita, gareggiare con la maglia della propria provincia in questo caso è sempre fonte di orgoglio, vedo i ragazzi che si sono divertiti oggi, quindi non può essere che una soluzione positiva e spero che continuerà anche in futuro. Ancora una volta Vicenza sul primo gradino del podio, quindi bene, come prosegue il movimento vicentino? Beh, se le rappresentative rispecchiano più o meno l'andamento delle attività delle singole società, Vicenza ormai da anni è il leader regionale per quanto riguarda questo movimento giovanile. Io non posso altro che ringraziare le società locali che hanno messo a disposizione i propri atleti e che quindi ci hanno permesso di arrivare qui a vincere a Rossano.